Noi siamo preoccupati, ma però diciamo che dobbiamo fare tutto quello che può servire per salvare il Natale, che per noi è un periodo importantissimo e ne vale del 30% del nostro fatturato. Quindi Super Green Pass, mascherine all'aperto, tutto quello che può servire per dare la tranquillità ai nostri clienti, ma soprattutto anche ai nostri imprenditori, lo condividiamo, insomma, c'è poco da fare. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto per l'adozione del Super Green Pass che impedirà ai non vaccinati di avere accesso a bar, ristoranti, cinema, palestre, piscine. Pur che il Natale si salvi, dice. Noi chiediamo solo di poter esercitare la nostra attività in tranquillità. Noi siamo imprenditori, dobbiamo assolutamente programmare le nostre attività, dobbiamo fare gli acquisti, dobbiamo prepararci. Non possiamo pensare come l'anno scorso quando siamo stati in zona rossa. Per noi sarebbe un dramma e vorrebbe dire un numero importante di imprese, e parlo di numeri a doppie cifre, che chiuderebbero definitivamente. Bertin non nasconde però delle preoccupazioni. Per noi è una grandissima preoccupazione, non è che la viviamo come per dire beh dai via, intanto andiamo avanti, noi la viviamo con estrema preoccupazione, non abbiamo altra scelta dopo, d'altronde non è che possiamo scegliere o, noi dobbiamo subire quello che ci viene ordinato dal governo. Tutto pur di salvare il salvabile, dunque, tenendo presente la spada di Damocle degli aumenti che peserà notevolmente sulle famiglie. La guerra della pandemia l'abbiamo e la stiamo vivendo. Chiaramente questo ha comportato tutta una serie di aumenti delle materie prime, perché è una cosa mondiale, tantissime imprese si erano fermate e quindi adesso devono rimettersi in moto, e questo ha comportato una serie di aumenti delle materie prime impressionante, e quindi non so se questo poi si ritornerà a un regime come quello di prima. Ho dei seri dubbi su questo. Questo ha generato tutta una serie di situazioni che diventano preoccupanti per l'economia proprio del nostro, anche se i dati dicono che il PIL è aumentato, l'esportazione è aumentata, però dopo, se noi guardiamo la vita reale, la vita quotidiana, vediamo che tutte le difficoltà le respiriamo tutti i giorni, è inutile.